Crisi ed usura, due fenomeni che stringono imprenditori e famiglie in una stretta mortale. Nell'ultimo anno, con l'aggravarsi della crisi e le aumentate difficoltà economiche per artigiani, piccoli imprenditori e famiglie, il ricorso all'usura è aumentato, nella speranza di uscire dall'impasse economico. È un aumento dell'usura di circa il 40% rispetto all'anno scorso. Quello che è estremamente, come dire, difficile da spiegare, da capire, che c'è l'usura anche per pagare le bollette della luce e del gas. Impegnati in prima fila nella lotta all'odioso fenomeno dell'usura è la Guardia di Finanza. Da gennaio a luglio di quest'anno, ci spiega Fabrizio Martinelli, capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza del Veneto, ci sono già stati 11 gli interventi effettuati in materia, con un sequestro patrimoniale pari a 400.000 euro. Un fenomeno in Veneto in crescita, anche se non ci sono province che spiccano più delle altre. Un soggetto, l'usuraio, che ha modalità specifiche per approcciarsi alle sue vittime. Gli usurai sono persone solitamente assai astute, cioè scelgono molto bene le proprie vittime, conoscono perfettamente le condizioni, come dire, di disagio economico e finanziario e molto spesso, era quello che dicevo prima, si insinuano nella vita affettiva, sentimentale, privata della vittima, giungendo ad apparire ai suoi occhi addirittura come dei benefattori. Crisi che colpisce i crediti al consumo che aumentano, le famiglie faticano ad adeguarsi, serve un cambio culturale. Ridefinire i bisogni familiari, i consumi familiari, che per noi è il primo tassello per evitare appunto che poi alla fine di questo percorso non virtuoso le persone vadano a rivolgersi agli strozzini. Usurai difficili da individuare, servono indagini complesse e soprattutto la collaborazione delle vittime, da qui l'appello della Guardia di Finanza. Allorché ritenessero di essere vittime di questi fenomeni così odiosi, così violenti, così pericolosi per tutti, di non esitare a chiamare il nostro servizio di pubblica utilità, cioè il numero 117.